Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Hard Dog Production, sempre Nicola qui. Scusate per la scarsa luminosità, non so se si vede ma sono in galleria. Sto andando a Castiadas a trovare il mio amico Christoph, che mi ha gentilmente invitato, mi ha detto vieni, facciamo qualcosa, ti porto a vedere qualcosa. Non ho idea minimamente di cosa dobbiamo fare. Credo che ci sveglieremo all'alba, da quello che ho capito faremo un piccolo trekking. Mi sono portato dietro GoPro, drone e attrezzatura varia, quindi dovremmo fare qualche contenuto interessante, me lo direte voi. A dopo, ciao! La mia luce non serve a un c***o. Sì, l'ho visto. Prova a passarci a fianco. Ultima azione della giornata, metto le Red Bull in fresco perché domani dobbiamo alzarci alle 5 e sono l'1:15, quindi buonanotte, a domani. Quando torna in domo tue, in sa cara de Madonna, vado un'ombra indecifrabile, un mistero indefinibile, tutto un mondo che non conosco, dai Zeus de esos ogros tuos, tu no ses Maria. Buongiorno da Monteferro. Siamo arrivati qua su dopo un bel trekking. Abbiamo visto l'alba, ho fatto volare un po' il drone. Bellissimo. Mi si sta autodigerendo lo stomaco, però bellissimo. Si vede praticamente da Villa Simius, lì in fondo si vede l'isola di Serpentara, Porto Corallo. Quello lì è Porto Corallo, quella piccola punta. Ma per colazione stavo pensando, non ne troviamo fichi d'India scendendo? Io mangerei un bel fico d'India, anzi 5 adesso. In picciugue su zucuruse gada fitta sa, a fitta sa. Misi, giunta bella vidon già. Cotta bella bellu, pinzetti non buddidi. Misi, giunta bella vidon già. Chi si tocca sta da, palla gente di papada. Misi, giunta bella vidon già. Papani cantuglione si che in buca c'è si scalada. Sono giusto un po' stanco. Svegliati alle 5, scalata fino al monte, alba spettacolare e adesso un po' di
tuffi. Come selfie mi devi fare? Tutto sommacco. Com'è andata? Posto bellissimo, proprio per pochi intimi prescelti. Anche oggi siamo andati in giro in centro a fare shopping. Siamo riusciti a fare davvero tutto. Credo che il modo migliore per concludere questa giornata sia questo.